Però come le persone possono usufruire di questo centro polifunzionale? Pagando. Allora qualcuno mi può dire: paghiamo le spese, è giusto pagare le spese dell'amministrazione di queste sale quando vengono utilizzate? Va più. E su questo possiamo essere tutti concordi, è giusto pagare le spese. Però queste spese devono essere 90 euro per qualche ora, devono essere 200 o addirittura 400 euro. Questo è il regolamento comunale che potete trovare sul sito. Quindi mi chiedo, se un'amministrazione fa un centro polifunzionale per momenti di aggregazione, chi può permettersi di pagare sempre queste somme per utilizzarle? Non li possono utilizzare sicuramente i giovani per i loro momenti di aggregazione. Iniziamo a chiedere 90 euro a dei ragazzetti giovani per le loro attività. Non si possono neanche utilizzare per varie attività culturali e sociali, perché i costi iniziano a crescere. Allora, in un primo momento, quando è uscito il regolamento comunale, che come opposizione comunque abbiamo fatto presente che non poteva essere sostenuto dalle persone che utilizzano queste sale, questo costo, pensavamo che ci venisse riservato un altro spazio, per esempio la sala civica dell'ex sede municipale. E anche lì invece hanno cambiato nuovamente il regolamento. La sala civica dell'ex sede municipale ci chiedono sempre i noti 90 euro. Quindi io dico, se queste sale sono state costruite per le persone del paese, per noi, devono essere poter utilizzate da noi, e soprattutto che chi le utilizza paghino tutti questa cifra, non che poi vengano fuori che alcuni possono pagare meno o possono addirittura non pagare le sale. Prima cosa, delle opere faraoniche vi dicevo. Allora, è giusto privilegiare le opere faraoniche e avere poi delle strutture scolastiche messe come quelle che abbiamo noi? Basta passare davanti alla facciata della scuola media per vedere come è messa. Allora, abbiamo un centro polifunzionale mega galattico che può ospitare conferenze delle multinazionali e poi non abbiamo la struttura scolastica. Cioè, nel frequentare tra l'altro le scuole con le varie attività che ho fatto, sportive, si vedevano chiaramente. Cioè, alcune sono veramente alcune parti pericolose. Però evidentemente alle amministrazioni precedenti questo non interessava, perché per prendere i punti bisognava farle queste opere. Prima cosa. Altra cosa, abbiamo sempre privilegiato queste cose, abbiamo voluto fare questa piazza, come avete visto tutti, abbiamo ristretto le carreggiate, abbiamo fatto piste ciclabili dove ci possono passare 7 persone una in fianco all'altra, e poi abbiamo questo in piazza, sempre come dicevo prima, le opere che portano voti, e poi abbiamo strade dove le persone non riescono neanche a passare per quanto sono mal messe. Quindi dico, se un'amministrazione deve fare queste opere, le deve fare, ma deve fare opere che servano a tutti e che siano a disposizione di tutti. Prima cosa, tra le opere pubbliche che bisognerà assolutamente sistemare è, adesso magari è una parola che qualcuno fa venire i brividi, però è il cimitero di Menà. Il cimitero di Menà attualmente, chi deve seppellire una persona non ha lo spazio. Non ha lo spazio e i parenti devono chiedere a dei privati se possono ospitare i loro defunti nelle tombe di famiglia private.